Tornata a casa, questo è quello che sto facendo. Finalmente apro tutte le finestre, lascio prendere aria tutto. Qui ho le lenzuola. E qui anche ho tirato su tutto, devo pulire. C'è una bellissima giornata di sole oggi. Stamattina era brutto, poi è decisamente migliorato. Guardate che alto che è il sole. Wow. E niente. Pepe, qua ho un po' un caos. Ho messo la borsa lì perché era bagnato sotto. Siccome i gatti vanno nell'acqua come niente. E qui ci dovrebbe essere Panna. Ciao Panna! Mangiato? Bene. E niente, quindi sto facendo un po' di sistemazioni, pulizie. Pippo è là perché deve controllare i chip. E qui ho il robottino. Bravo Bubi! Comunque adesso è ora di mangiare. E voilà, pronto. È ora di mangiare. No, ha fatto sottovuoto la pellicola. Questa l'ho messa qua, devo pulirla perché è tutta piena di macchie di acqua. Perché non le asciugo le cose. Questo qua l'ho lavato ieri sera, pieno di macchie d'acqua. Guardate, è fatto sottovuoto. Si vede? È fatto sottovuoto. Non mi è mai successo. Mi scaldo le patate e mangio i rimasugli di ieri sera. E i gatti hanno mangiato. Basta, adesso prima di stendere la biancheria che ho di là già pronta, lavata, devo sbattere quella coperta lì. Quella. Ce la posso fare? Quella. Ecco, devo sbattere quella. E in realtà io non ho voglia di pulire, però mi tocca farlo perché è tanto sporco. È veramente tanto sporco. Forse, cioè, mi scoccia pulire perché oggi c'è il sole, ma siccome ha fatto tanti giorni di brutto tempo, oggi sole, da domani peggiorerà di nuovo, allora devo pulire oggi per forza. Perché stava andando di traverso l'elicottero? Boh! Prima ne è passato uno, però dritto. È passato proprio più o meno, no, era qua davanti, era basso, qua davanti a me praticamente. È uno di quelli che controllano. Questo qua invece era tutto bianco. Boh, però mi pare avesse una telecamera anche. Controllano. Controllano. Controllano lo zombie virus qua. Sì, sì. Perché questa situazione qua sembra tanto quella dei film degli zombie. Sì. Alfa vorrebbe prendere gli uccellini. Adesso che sta qua non ne arrivano più. Alfa. Ma quando è di fuori non guarda tanto gli uccellini, anzi quasi niente. Qua in casa diventa matto. Vero? Flo? Eh sì. Alfa, vieni. Alfa. Tip. Alfa. Vieni. Dai. Vieni su. Non vieni, guardate, Tip. Dai. Bravissimo. Fa le fusa. Silvestro praticamente da tutto il pomeriggio che è lì, in quella posizione, ecco, a guardare gli uccellini che vanno a mangiare sul ciliegio. Lui sta là. Non ci sono altri gatti, no, c'è solo lui. Dovrebbe esserci anche Dash da qualche parte. Cosa, amore? Che facevi con la zampina su? Sì, dimmi. Dei bacini? Sei un bel gatto. Bene. Che bel gatto. Chip. Stella invece dorme. È rossa. E sta russando anche piano.
perché prima ho dovuto svegliarla. C'è un chip. Ciao! Si è alzato così per guardarmi meglio. Era sulla pallina quella lì nell'angolo. Oh, che carini che sono, mamma mia. E niente, adesso tra un po' vado a casa, quindi Alfa uscirà. A lui appena mi metto la giacca, lui esce. Cioè non è che faccia storie, che voglia rimanere in casa. È un gatto che è abituato a stare fuori. Però gli piace molto stare anche dentro, però alla fine vive fuori con tutti gli altri. Vero Flo? Entra solo ogni tanto in casa durante il giorno, ma alla fine la sua casa è fuori, chiaramente. E vabbè, sta nevischiando. Cioè, ci sono dei fiocchi piccoli piccoli piccoli. È da pranzo che è così più o meno il tempo. No, si era un po' schiarito prima. Adesso è un po' più cupo di nuovo. Ma hanno previsto di nuovo neve. Forse non ne farà tanta. Buongiorno, ci risiamo. Neve! Ha fatto un 15-20 cm di nuovo. Che due balle però, veramente. Dunque, sabato 7 marzo ho fatto una mini spesa Lidl che ho registrato. Adesso andrò alla EO e poi andrò verso casa come l'altra volta. E niente, ho trovato il gel igienizzante per le mani. Qui alla Lidl c'è, quindi ce n'era anche abbastanza. Io ho preso 3 barattolini, considerando che magari, che so, andiamo da qualche parte, meglio avere qualche barattolino, insomma. Poi finirà di nuovo, non durerà ancora tanto qui a Lidl. Comunque non è andato a ruba, quindi boh. Qui ci sono dei casi, ma vengono tenuti nascosti. Boh, comunque è arrivato anche qua il coronavirus, quindi nessuno rimarrà illeso. No, nessuno rimarrà al sicuro pertanto, a meno che non abitiate nei boschi, sperduti, senza contatti con altre persone, allora magari sì, però, cioè, far la spesa bisogna farla, bisogna pur vivere, e quindi va così. Va bene, vi saluto e ci vediamo dopo. Guardate, alla EO mettono a disposizione i guanti, sanificante, Scottex. Bah. Ho trovato questo qui alla EO, madonna, sono tutti aperti. Ciao, allora è sera, Franz si è addormentato sul divano e ha fatto una settimana di lavoro intensa, bella intensa. E un giorno addirittura ho iniziato a lavorare alle 2:30 di mattina, ridiamo delle disgrazie altrui. No, vabbè, niente, io adesso mi tolgo l'ambaradam. Ho ricomprato l'acqua alle rose, l'acqua micellare struccante senza risciacquo, questa qua. Oggi sono stata a fare la spesa, come vi avevo detto, ve l'avevo detto, forse sì. Sono stata a fare la spesa, ho trovato il gel igienizzante al Lidl e ho trovato anche questo, che non credo sia proprio il massimo, però si chiama Neutrina spray detergente, porta via gli odori con antibatterico, però non credo sia il massimo perché non c'è alcol all'interno. Sapete dove viene prodotto questo? A Limena, Padova. Cioè, va bene. Comunque è uno spray che lava, sgrassa, igienizza in profondità e rimuove immediatamente i cattivi odori. Uso domestico e professionale. Non c'è scritto che non c'è odore, in realtà sa di qualcosa e praticamente è proprio spray liquido e basta fare così. Sa di qualcosa, ma non riesco a capire di cosa. E basta, a posto, si asciuga anche subito e non secca le mani. Oh, l'ho provato a prendere 2,99 €. E poi ho trovato questo qui della Sien, ce n'erano diversi, ce n'erano parecchi. Pulizia e igiene, questo lo conoscete tutti, credo, assolutamente. Questa l'acqua al primo posto, al secondo posto l'alcol e quindi glicerina, il classico disinfettante per mani praticamente.
visto che Franz sta già pisolando ed è sabato sera e lui sabato sera è in crisi perché è la fine della settimana lavorativa e vi ho detto è da solo al lavoro, da solo, c'è anche mio papà che gli dà una mano per fortuna e, e quindi è più pesante insomma il suo lavoro. Ah, che prurito, ho prurito a un ginocchio, devo avere una puntura di qualche insetto, ogni tanto mi capita e sopra la rotula, che fastidio. Quindi niente, adesso mi do una lavata e poi sapete cosa farò dopo? Editerò video perché ho da editare un po' di vlog e ho da editare di questo vlog forse e ho da editare dei video prodotti finiti e video spesa di oggi. Sto cercando di riprendere il via ma dopo gli stop è sempre difficile ripartire anche con YouTube. Poi con YouTube le cose creative è molto difficile ripartire quando ci si ferma per un qualsiasi motivo. C'ho la lavatrice che sta andando con la biancheria perché ho il cesto qui colmo di roba